L'Italia alle prese con delle crisi di panico, una Italia che riflette un malessere che parte dalle radici di popolazioni differenti, con differenti esigenze. Da sud a nord sono molteplici problemi che attanagliano la nostra penisola. Oggi ci troviamo a parlare di spread, di debito pubblico, ci troviamo dinanzi a politici che si sbilanciano in previsioni a dir poco imbarazzanti. Oggi ci troviamo a fare i conti con una burocrazia che incentiva il guadagno attraverso i soldi, una equazione assolutamente stupida e danneggiante. Oggi viviamo il guadagno di una impresa soltanto se quotata in borsa, una borsa che oggi guadagna e domani perde sull'onda dell'emotività. Cosa non torna in tutto questo? Molte sono le cose che non tornano, dalla fuga dei cervelli e oggi alla fuga delle aziende. L'unica forma per creare ricchezza, a mio parere, non sono i soldi, semmai la produttività che consente di vendere prodotti utili e quindi creare vera ricchezza. Ma allora come mai dobbiamo assistere ad aziende che sono leader nel mondo, che addirittura hanno la ricetta esatta di come vendere il nostro know-how anche ai famigerati cinesi? La vera produttività soffre l'indifferenza delle istituzioni, del governo centrale che non fa nulla per tutelare aziende che procurano centinaia di posti di lavoro. Bene, a voi l'ardua sentenza, a me che dirigo questa trasmissione mi permetto di dire agli inglesi, americani e svizzeri: complimenti, voi sapete fare affari grazie alla nostra negligenza. Cari telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti per questa puntata strepitosamente in diretta. Oggi parleremo provocatoriamente della fuga delle aziende in Italia. Speriamo di no, anzi speriamo che la ricchezza dell'Italia, la produttività importante dell'Italia possa eccellere come veramente ha fatto in tutti gli anni a fronte di questa crisi che in qualche maniera è una crisi che noi tutti ci auguriamo passeggera. Però c'è il termometro che la dice gran lunga sulle burocrazie veramente pesanti, lunghe, dove inquinano in qualche maniera tutti gli affari, tutte le intelligenze degli imprenditori. Imprenditori oggi che sono diversi, ricordiamo, dagli imprenditori di 50-60 anni fa. Oggi un imprenditore che intraprende diciamo così, uno sviluppo della propria azienda diventa quasi un eroe. Ne parliamo insieme a Gianni Celi. Grazie per essere con noi, Gianni, giornalista del grande giornale di Vicenza. Io ricordo i tuoi articoli, insomma eri un po' paragonato al Gianni Brera del ciclismo, vero? Quindi momenti che ci intrecciano, bei momenti del ciclismo su pista, quando Bassano dettava le regole. Grazie per essere con noi. Abbiamo Francesco Biasoni, imprenditore. Grazie Francesco per essere con noi. Lei è titolare della Bifrangi. Io ho avuto piacere di conoscerla in questi giorni, ho visto questa realtà esagerata che veramente mi ha lasciato un po' così, mi ha fatto strabuzzare gli occhi. E abbiamo anche il sindaco di Mussolente, Maurizio Chemello. Grazie per essere con noi. Allora, abbiamo detto che le istituzioni in qualche maniera sono lontane da quello che è l'affaire, da quello che è l'intelligenza. Io ho guardato questa azienda e ho detto: ma perché non fare una puntata per incentivare quello che è il coraggio degli imprenditori? In questo caso vorrei che tu mi conducessi in questa passeggiata, perché abbiamo preso ad esempio la Bifrangi, ma ce ne sono anche altre di aziende che meritano veramente l'attenzione non soltanto della gente, della cittadinanza, ma soprattutto quella delle istituzioni. Certo. Ecco, la Bifrangi, che tu la conosci, ho visto una cosa su tutte, che è l'unica azienda che io ho conosciuto nel mio piccolo, insomma, che fa concorrenza alla Cina. Secondo te questo cosa vuol dire? Beh, questo vuol dire che c'è una imprenditorialità di alto livello, e questa è la dimostrazione che il nostro territorio riesce ad esprimere qualche cosa che manca a imprenditori cinesi, a imprenditori dei paesi dell'est, dei paesi emergenti, e questo si traduce appunto in una produzione di alta qualità e quindi anche in un fatturato che è crescente in momenti come questi, in cui
per quanto riguarda specialmente il settore metalmeccanico, qui da noi altri, siamo in crisi. Diciamo che i cinesi, se vogliono qualità vera e non cialtronerie, devono venire anche in Italia, vero Francesco? Allora, voi producete materie che svariano un po' dai dischi delle macchine, ho visto fornite grandi colossi, insomma, in qualche maniera. Forniamo i grandi colossi mondiali, sia sull'automotive che movimento terra, che raccorderie, flange per tubazioni e quant'altro. Ecco, tra i vostri clienti c'è la Caterpillar. Sì, c'è Caterpillar, John Deere come aziende americane, Cummins come altra azienda americana e tutte le altre case automobilistiche europee o giapponesi e quant'altro. Perché voi siete competitivi rispetto ad altre aziende che sono del vostro settore? Ma c'è una che soprattutto io penso è un'azienda semplice, condotta in un modo piuttosto familiare, che non ha grandi manager, che è condotta da persone senza avere delle grandi lauree praticamente, che hanno solo imparato internamente sulla propria attività, su questa azienda, la formazione l'hanno fatta proprio sul campo e questo ha dato dei risultati veramente eccezionali. Ecco, quello che io ho potuto scoprire vedendo la sua azienda, ho capito che voi vi costruite i vostri magli perché servono per stampare questi grandi, Sì, no. questi prodotti, eccetera. Ve le studiate, ve le mettete in pratica e quindi riuscite ad avere una competitività maggiore grazie a questa eccellenza. Beh, chiaramente ogni azienda trova qualcosa che si può migliorare e questo io diversi anni indietro ho iniziato proprio a innovare tutta la mia tecnologia con delle mie idee. E queste idee un po' alla volta sono riuscito a essere un produttore anche di macchinari adatti per il mio lavoro. Bene, io adesso faccio un cappello, se sbaglio però mi devi correggere Gianni. Allora, voi avete un'azienda che in pratica oggi avete circa 420 dipendenti, avete bisogno di spazi molto grandi perché chiaramente in magli si parla di macchinari che arrivano a essere alti 15-16 metri, noi li abbiamo visti, è impressionante. Hanno una forza chilo peso perché è straordinaria, perché se deve fare del determinato il suo lavoro, il maglio deve avere dai 4.000 tonnellate di... No, queste sono presse naturalmente. Presse, ecco. Il maglio è tutto un altro sistema, diciamo, tecnologico. Il maglio sono delle masse che si muovono, invece la pressa è mossa da un eccentrico. E ti dà il pezzo da poi mettere in una filiera. Sono varie tecnologie adatte per lo stampaggio a caldo. Ecco, quindi questa è un'azienda che non si può costruire dall'oggi all'indomani. No. Penso che nel vostro perimetro, io ho visto per esempio, e vorrei che la gente potesse capire questo concetto, che dove c'è una pressa c'è addirittura una scanalatura che si vede ben visibile, dove di sotto sono Tutti impianti. tutti impianti, ma anche per attutire. Sì, sicuramente serve delle grandi fondazioni, c'è una tecnologia adatta anche per assorbire certe vibrazioni o quant'altro, ma soprattutto serve spazi per l'impiantistica che l'abbiamo sistemata. Nell'arco degli anni. Quindi trasferire un'azienda del genere la vedo dura, no Gianni? Sì, guarda, io la prima volta che ho conosciuto la Bifrangi è stato negli anni 70. La Bifrangi era collocata in centro al paese e sono andato appunto per il giornale di Vicenza a fare un servizio perché la gente si lamentava per i rumori. Quindi ho fatto un giro all'interno dell'azienda, ho fatto un giro anche l'altro giorno all'interno di questa azienda ricordando com'era negli anni 70, cioè veramente sembra una trasformazione epocale per quanto riguarda i macchinari. Io non sono un esperto ovviamente, però averla vista una volta che era proprio a livello artigianale. Diciamo, artigianale e vederla adesso tutta computerizzata e con questi macchinari sofisticatissimi, capisci? Veramente c'è stato un salto di qualità notevole e considerevole che nasce, come dicevo prima, da una imprenditorialità ovviamente di eccellenza. E soprattutto non è più in centro.
e soprattutto non hai più inceneritori. Qua voglio parlare proprio con il sindaco, il signor Maurizio Chemello. Allora, questa azienda qua è un patrimonio, credo, non soltanto per la zona di Mussolente, ma credo un patrimonio nazionale, perché dove c'è un'azienda che produce qualcosa di importante, è là che è la vera ricchezza, perché possiamo girarci intorno, se vendiamo soldi troviamo che debiti, ma se vendiamo un prodotto forse riusciamo a creare la vera ricchezza. Però questa azienda ha avuto delle problematiche, perché vuole delocalizzare, come sta facendo in qualche maniera, ahimè, tra l'Inghilterra, una parte in America, per il maglio più importante, più grande che era del mondo. Ci sono state delle tensioni e questa azienda si è vista, tra virgolette, costretta, poi lo dirà Francesco, ad emigrare, facendo fare ponti verdi a coloro che stanno ospitando questa azienda piuttosto che da noi. Secondo lei come mai è successo tutto questo? Ma guardi, quando il signor Biasion dice che siamo un paese dove la burocrazia è arrivata a livelli, diciamo, insopportabili, mi trovo veramente d'accordo. C'è una filiera burocratica che non è, penso, parificabile in nessun altro paese industrializzato, che sicuramente sta mettendo in difficoltà ora più che mai, perché ricordiamoci i momenti in cui il mercato tirava, questa diciamo, difficoltà era anche forse più sopportabile. Ora che il mercato è competitivo in maniera estrema, questo diciamo, zoccolo duro di burocrazia di cui l'Italia è malata si fa sentire sempre di più. Quindi diventa proprio un freno che va ad aggravare ulteriormente quello che è la competitività che deve avere l'azienda. Quindi io mi rendo conto che il problema c'è, esiste, non è stato affrontato finora in maniera adeguata a mio avviso. Mi rendo pure conto che l'amministrazione comunale è il terminale di questa filiera, è quello che, diciamo, quello che fa percepire, diciamo, di più in quanto terminale al cittadino e all'imprenditore questo tipo di problema. Quindi se da una parte capisco benissimo qual è l'amarezza di un imprenditore che al giorno d'oggi dice io sto rischiando di mio capitali enormi e mi trovo di fronte a vari lacci, a vari freni, d'altra parte dico non ci possiamo permettere il lusso di andare avanti ancora con un tipo di burocrazia dove un imprenditore per ampliare o per collocare un nuovo macchinario deve sentire 10 interlocutori diversi. Mi faccia capire, adesso loro hanno una situazione dove avete una strada dove serve per i vostri disbrighi da poter fare manovra, mi pare 100 camion al giorno, insomma, se là ci facciamo passare una strada, io credo che poi dopo anche la signora Maria che ci sta seguendo dalla televisione dice se mi tolgono via la lavanderia io i panni dove li stendo, ecco questa qua è la prima cosa che mi piacerebbe far capire alla gente. Ci terrei già a chiarire subito questo aspetto. Quella strada è inserita nel piano regolatore di Mussolente da 31 anni, cioè è lì, dall'81, mai realizzata, era una via diciamo, di sbocco verso nord, verso l'ex statale dell'area industriale, è rimasta là diciamo, a dormire fino adesso. Ora è oggetto di osservazione da parte dell'azienda, ok, come amministrazione abbiamo il dovere di valutare l'osservazione dell'azienda e capire se questa strada è un male o un bene, quindi in un caso diciamo, procedere all'investimento della strada, nel caso diverso la lasciamo stare, la leviamo proprio a torto collo dal piano regolatore. Perché io non capisco queste cose qua, nel senso Gianni, spiegami tu che sei più intelligente di me, poi sei un giornalista. No, ecco, il problema è questo, io cerco sempre di guardare le carte ovviamente, in modo di, io faccio il giornalista per cui devo cercare vogliamo dire che questo è un fronte comune che vedono tanti imprenditori. Sì, esatto, sì, non soltanto, ma ecco, relativamente a quella strada c'è una cosa da dire. Ha ragione il sindaco quando dice che c'era nel piano regolatore all'inizio degli anni '80 ancora questo tratto, però dobbiamo dire che da allora ad oggi la Bifrangi è cresciuta in maniera particolare, in maniera esponenziale. Allora, il pensare, cioè, ripeto, io non è che devo fare il difensore del commendatore Biasion, perché non ne ha bisogno. Pensare che passi una strada in mezzo là, con 420 dipendenti che devono andare avanti e indietro logicamente quando vanno al lavoro e quindi con tutte le problematiche che ci sono, con i camion e i tir che entrano ed escono dall'azienda per portare via
la movimentazione di traffico che c'è, pensare di fare una strada e pensare di servire la Bifrangi, ma secondo me è veramente una cosa assurda. Cioè, non Ma ha poi senso. faccio una domanda. Poteva aver senso, secondo Faccio me. una domanda, ma dopo poteva 10 anni aver non c'è senso. un diritto di Infatti. passaggio di queste cose qua? Tra privati Vabbè, di solito no. dopo 10 anni ti portano via anche un pezzo di terra tu. No, vabbè, ma non è quello che non è un problema. No, che no, il non è comune- mai esistita l'amministrazione una può strada fare, là. sì. E vorrei vedere il piano regolatore, come dice il sindaco, se è veramente da 30 anni a questa parte. Io vorrei vedere con le carte in mano. Questa è stata un'invenzione degli anni metà 80 o fine 80, che aveva intenzione di fare qualche dispetto all'azienda stessa. Beh, Perché la strada per entrare alla Bifrangi l'ha fatta la Bifrangi, non l'ha fatta il comune, e l'abbiamo fatta proprio perché il comune non voleva fare nessuna strada. Però allo status quo delle cose lei si è trovato in una situazione che ha investito all'estero, in pratica. Certo. Nel giro di pochi mesi è andato in Inghilterra e ha ultimato in maniera record quello che è una possibilità, ahimè, a noi svanita, perché se oggi parliamo di disoccupazione bisogna interrogarsi se queste sono quisquiglie oppure se dobbiamo fare il bene del lavoro, perché poi dopo se chiude una fabbrica sentiamo anche sindaci che si lamentano che hanno delocalizzato, abbiamo visto anche qua nel nostro comprensorio che quando ci sono fabbriche che lasciano a casa 100-150 persone, insomma spiace, tutti quanti vanno in piazza, giustamente. Qua abbiamo un'azienda che comunque garantisce 420 posti di lavoro, che garantisce comunque anche delle altre assunzioni, però credo che così non si possa andare avanti, perché vogliamo dire che la sua fabbrica non è smontare questo studio e trasferirsi da un'altra parte, in 2 giorni la fai. Lì credo che avete, quello che ho potuto capire io, avete dovuto incrementare proprio pavimentazione per pavimentazione ad hoc e a misura su quel tipo di lavoro. Noi siamo lì da oltre 33-34 anni, da quando che abbiamo iniziato del piano campagna, e questo ha comportato 34 anni di lavoro per ampliare e montare nuovi impianti, rifare, perché diventano nel tempo, Certo. in 30 più anni, obsoleti, bisogna anche sostituirli. L'impiantistica l'abbiamo ricambiata a normativa varie volte in questo tempo, perché è normale che l'impiantistica non sia più a normativa. Quindi, Ma è vero o non è vero che lei con la Siemens si è accollato una spesa enorme per poter programmare tutta una serie di... Naturalmente abbiamo messo giù dei impianti, direi unici al mondo per il nostro lavoro, impianti tecnologia elettronica e così via, per proprio automatizzare i nostri impianti e semplificarli naturalmente e metterli in sicurezza con le nuove tecnologie, che questo ci dà veramente dei grandi soddisfazioni. Sindaco, voglio dire, questa strada credo che sia anche abbastanza un problema che si possa risolvere in qualche maniera, a meno che non si voglia rinunciare a un'azienda che porta, perché il problema sa qual è? È che ci lamentiamo della disoccupazione, se però agli imprenditori, insomma, anziché dargli una mano d'aiuto, con i cavilli, capisco che ci sono, lei può dire la sua, l'altro, però alla fine l'imprenditore si stufa e va all'estero. Guardi, molto chiaramente, lei conosce un sindaco così pazzo da poter dire vado contro un'azienda del genere? Mi auguro di no. O lo faccio da pazzo secondo lei? Ecco, bene, abbiamo già chiarito una cosa. Ripeto, quella strada è lì, diciamo, dall'81, mi sono documentato in questi giorni, quindi... Questo non è vero. Poi, vabbè, mi sono sbagliato probabilmente. Se è così ammetto l'errore. Questo dichiaro che non è vero. Guardi, se è così ammetto l'errore, mi scuso, ma non voglio... Non è sicura questa cosa, andiamo per diciamo, ragionamento. vabbè, lo verifichiamo insieme, non c'è nessun problema. Quella strada è lì, diciamo, che è ora oggetto di osservazione da parte dell'azienda, che dice quella strada non la voglio perché mi danneggia, punto. Siamo in fase del patto, dove la fase di osservazioni l'amministrazione comunale è chiamata a valutare quelle che sono le istanze di aziende, cittadini e quant'altro. Quindi, qual è l'amministrazione che una volta approvato, diciamo, che questa strada porta più male che bene, va a danneggiare un'azienda primaria al territorio, va a fare lo stesso? Tra l'altro questa strada che ho sentito anche da lavori di stampa dovrebbe servire da Bratella alla Pedemontana, ma neanche per sogno, cioè voglio dire,
non c'è nessun tipo di previsione che vada Ma tra a voi servire la sindaci barcella. sapete dove andrà a finire questa strada? Perché poi alla fine c'è una confusione che è esagerata. Quale strada, scusi? Questa della Pedemontana, le varie bretelle, tutti... Beh, diciamo che la Pedemontana ormai è cosa Sì, beh, ormai abbastanza sì. chiara, Sì, abbastanza... Siamo c'è- sicuri Sì, di questo? C'è ben sì, poco sì. da Sì, chiarire. Là non c'è problema. Lì Ma si sa. che la chiamano bretella per la pedemontana, questa è una barzelletta. No, ma anche perché non... Sì, no. Perché non ha nessuna comunicazione con la No, pedemontana. appunto, voglio dire, vorrei anche rassicurare l'azienda che non c'è nessun intento di volerla farla a tutti i costi questa strada. C'è questa, se sia anni 80, primi anni 80 o fine anni 80, adesso un po' verifichiamo, ma a me sembrava era 81 comunque. Voglio dire, una volta verificata l'opportunità o meno di questa strada, la si toglie semplicemente come Certo. diciamo... Io penso, la signora come Maria che come ci pubblicità ascolta e il signor unica. Giuseppe hanno un figlio di 18 anni disoccupato, un altro di 28 disoccupato che non trovano lavoro, no? Quindi credo che se c'è un'azienda del genere non sia la strada che debba essere un problema, si incentiva quello che è una regola, quella del buon senso, di trovare delle occasioni di dialogo per dire a un'azienda così importante. Ma scusa se ti interrompo, c'è una cosa che io non riesco a capire, da profano parlo, no? Allora, non possiamo dire, che ammesso e non concesso che ci fosse stata la strada negli anni 80 nel piano regolatore, no? Ma cioè, non posso pensare che dei tecnici dicano io prendo il piano regolatore di 30-35 anni fa e lo metto nel nuovo piano di assetto del territorio. Ma come si può fare un lavoro? È cambiato un po' il mondo, Ma vuol che si, dire. si deve fare? Cioè, Perché sì? Ma perché non il è piano vero, di assetto ma non è deve vero prendere... che si debba prendere Allora, il piano regolatore. Le spiego, il piano di assetto del territorio deve prendere atto del piano regolatore esistente, poi lo si va a cambiare con i piani di intervento. Quindi il fatto che venga riportato quella strada che è nel piano regolatore non significa che l'amministrazione abbia voglia o intenzione di fare la strada. Le confesso una cosa, anche volendo non la potremo fare, non abbiamo i soldi per farla. Su questo, No, ma Sindaco, Sono voglio proprio capire. anche non avevo volendo, dubbi. anche Ma fosse un testone che la vuole a tutti i costi, non avremo nemmeno i soldi per farlo. Ma vorrei capire una cosa. Ma non Allora, vedo lei come perché un mese imprenditore- fa l'hanno messa dentro, questo è un Perché piano, è stato calato. una cosa impossibile da realizzare, questo è il problema. Allora, calato. Francesco Bisogno, io l'ho paragonato a Mauro Corona. Bisognerebbe Lei è un capire il alpinista perché. dell'imprenditoria. Questo, insomma, lo vedremo. Io vorrei capire, e vorrei far capire anche alla gente, che voi fatturate una cosa come... quanto all'anno? 108. L'ultimo 108 milioni di euro. quindi 108 circa milioni 200 l'ultima annata. 200 miliardi di vecchie lire, insomma, ecco. Ogni giorno lavorativo che si perde, oppure anche l'idea di dover tardare un giorno, e questo sindaco purtroppo non sarà causa sua, ma anche lei è sindaco e dovrà farsi valere negli organi giusti, c'è una politica che è lontana miliardi di chilometri da quello che è la produttività. Anche per un imprenditore, io credo, a questi livelli, ogni giorno perduto sono 500.000 euro, che se ne vanno a benedire, cioè 10 giorni così vuol dire chiudere. Quindi anche nella previsione di non poter fare dei lavori si va a danneggiare quello che è un tessuto sociale. Vogliamo parlarci chiaro, 420 persone, secondo Casa Mia, sono circa 2.000 famiglie, 2.000 persone, entità che vivono, 2.000 persone che non sono a carico dello Stato, 2.000 persone che hanno una vita dignitosa e che non ricadono nella cassa integrazione e non ricadono sui soldi nostri. Io credo che questi ragionamenti debba farli il sindaco, l'assessore preposto e che vada in regione, vada in governo italiano ad assumersi le proprie responsabilità, perché è l'organo più vicino alle esigenze di queste produttività. No? Quindi non credo che si debba discutere su una strada, bisogna discutere sul buon senso. Ecco, lei, secondo lei, se lei avesse avuto maggiori garanzie anche di poter impegnarsi maggiormente nel suo lavoro, quante unità potrebbe assumere? Io adesso le faccio una domanda e lei può rispondermi di sì e no. Beh, sicuramente Se avesse le stesse proporzioni. Togliendo tutte le cose che hanno bloccato, frenato per lo sviluppo di questa azienda, potrebbe almeno essere il doppio di quella che è, avere almeno dalle 800 ai 1000 dipendenti. Tuttora avremo bisogno di nuovi dipendenti, ma noi con questa politica, questa burocrazia non abbiamo più intenzione di assumere, questo è il problema. Gianni Celi, questo è imbarazzante, perché alla fine poi dice le aziende investono all'estero, ma le aziende vorrebbero stare in casa. Purtroppo questa è la Non nostra... è un caso, non vogliamo dare la colpa, ma per l'amor di Dio, perché questo lo vediamo anche molto attento e partecipe. Questa è l'Italia purtroppo, no? E che nel caso del Maglio, che è andato a finire a Houston,
anche quello io l'ho seguito proprio per il mio giornale. Cioè, tu non riesci a capire determinate cose, sembra che i politici facciano apposta perché la gente vada via, dopo si lamentano, si strappano i capelli, però una cosa di quel genere lì, che ci è voluto l'ira di Dio per avere... Volevo dire quanto peso specifico sviluppa questo maglio che è andato in America? No, questo ha una battuta dai 55.000 ai 60.000 tonnellate per colpo e batte 25-30 colpi al minuto. Presumibilmente penso che i vostri partner, i vostri clienti potrebbero essere, non so, adesso di moda le navi, la Carnival, potrebbe essere la NASA, cioè grandi strutture. Naturalmente è il maglio più grande del mondo e quindi quello che può fare questo non può farlo nessun altro perché è il più grande del mondo. Signor Sindaco, io so che, ma io fossi al suo posto un po' mi incazzerei, perché ho perso questa possibilità di essere leader nel mondo. Insomma, Mussolente avrebbe riempito le pagine di internet. Diciamo, e non ero io sindaco allora, comunque certo, ho seguito chi ero vicino. però un po' si sarà tapirato, un po' in casa. Vabbè, è chiaro che è un'occasione perduta. Un'occasione persa, e la vicenda me la sono anche un po' guardata, diciamo, sotto vari aspetti, e devo dire che, come dicevo prima, quando gli interlocutori diventano tanti, in quel caso c'era non solo il comune di Mussolini, c'era la regione, la provincia, ARPAV, ULSS, Genio Civile, Vigili del fuoco. Ma mi pare che avessero dati tutti assenso abbastanza positivo. Sì, tutti questi avevano dato già l'assenso. Sì, tutti sui libri che ho letto io erano tutti avevano addirittura dato mi pare che il Genio Civile non partecipò alla riunione perché aveva dato l'assenso. Era già dato tutto l'ok a tutti gli enti preposti, tranne quello del comune. No. Sì. C'era l'assenso del comune anche. Mancava l'assenso del comune e basta. Spiego io. C'era l'assenso del comune. Ecco, dalle carte cosa ne vince? Spiego io. Ecco, Spiego le perché carte. possono aver ragione tutti e due. Spiego le carte. Allora, dopo la trafila burocratica appunto di questi enti, ad un certo momento l'amministrazione comunale, qua ho portato via appunto questa lettera che è stata mandata alla Bifrangi, questa raccomandata del 16 novembre 2007, la quale dice che si trasmette in allegato copia della convenzione urbanistica e relativa tabella degli oneri inerente al progetto di ampliamento di un fabbricato produttivo per il quale è stata invocata la procedura dello sportello unico. Si richiede la restituzione della stessa, di questa convenzione, debitamente firmata in ogni pagina dall'avente titolo unitamente ad una accompagnatoria con la quale verrà dichiarato di accettare senza riserva alcuna il contenuto della convenzione in oggetto. Formalmente il suo predecessore, l'amministrazione precedente, formalmente ha dato anche lei l'ok, cioè ha detto sì, siamo d'accordo che nasca questo maglio, no? Mandiamo la convenzione. Allora c'è già questa anomalia, e lo dice la convenzione stessa, cioè il fatto che la convenzione prima deve andare in consiglio comunale e dopo viene firmata dall'azienda. Intanto l'azienda qua è successo l'inverso invece. Si è chiesto all'azienda di firmare senza riserve la convenzione. Dice il commendatore Biasion, dice, ma come? Io firmo una convenzione senza riserve, dopo questa va in consiglio comunale, il consiglio comunale può anche non approvarla, può approvarla con delle modifiche eventuali, ma io questa cosa qui non la faccio. Quindi c'è l'incertezza. Ho interpretato giusto? No, ed è questo esattamente questo. Sì, su questo credo che sia... Cioè, è vero che l'amministrazione formalmente aveva detto... Però non v'è la certezza. No, però, aveva detto che è devo un fatto firmare del tutto italiano, signor Biasion, questo è un fatto del tutto italiano, nel senso, un imprenditore ha là una cosa da 100 milioni di euro di investimento, non può perdersi certo su un cavillo o su un assessore che si sveglia in maniera diversa dalle altre e gli faccia patire anche un giorno di ritardo. Ma questo è un vezzo del tutto italiano ed è il tema di questa trasmissione, non soltanto la fuga dei cervelli come vedete in copertina, ma anche la fuga delle aziende. Aziende che abbiamo detto producono ricchezza, perché più di un'occasione abbiamo detto ci sono i promotori finanziari, ci sono le banche, ci sono tante aziende che prestano soldi, ma dai soldi non è che si ricava dei soldi, se a meno che non siano dei grandi, diciamo così, ingegneri della finanza,
ma dalla produttività si crea una ricchezza. Tutto questo lo affronteremo tra poco, una piccola pausa pubblicitaria per noi, così intanto ci distendiamo un po' gli animi. Via la pubblicità, grazie. Sono Romano Cornale, testimone espiatore per l'Italia dell'Agostino Brauerei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra, e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenberg. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Centro Revisione Autofficina Sandri è specializzata in revisioni di autocarri fino ai 35 quintali e oltre i 35 quintali, con tecnici specializzati e attrezzatura d'avanguardia. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisione Autofficina Sandri la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Allora, ben rientrati in piazza. Insomma, Sindaco, abbiamo capito che un po' la burocrazia danneggia. Adesso io non... No, qua non è una trasmissione che vogliamo trovare il colpevole dei costi, non ce ne frega niente. Noi vorremmo capire perché in Italia, insomma, le aziende stanno male, perché mi pare che l'incontro che hanno avuto in Inghilterra sia stato un incontro da tappeti rossi, insomma, un'azienda che porta là e dice io ti assumo 400-500 persone, sono delle benemerite. Qua in Italia, anche per mentalità della gente, è un po' una persona che è arrivata al successo. Noi siamo americani, noi gli americani dico sempre importiamo le cose sbagliate, ma l'invidia muove molto, insomma, in qualche maniera, e credo che sia un peccato veniale italiano. Tanto veniale no, però sia un peccato del tutto italiano. Ci sono delle cose che non collimano, secondo lei? Come dicevo prima, la vicenda che abbiamo poco fa esposto è una vicenda che ho cercato di approfondire questi giorni, in questi mesi, perché anche questo Maglio che è emigrato a Houston, mi sembra, no? È un'opportunità persa per il territorio, ovviamente, un impianto di eccellenza, un impianto che sicuramente avrebbe dato all'azienda qui in loco la possibilità di espandersi, però io mi chiedo, ma qui si parla di questa convenzione che è arrivata, che poi non è stata più accettata, ma all'epoca io purtroppo non ero presente, ma non c'è stato un dialogo, diciamo, tra lei e allora sindaco per capirsi. Vedi che qua mi portano via il mestiere. No, voglio dire, ma io francamente in questo momento come sindaco mi aspetto che un imprenditore che non si trova, diciamo, d'accordo con quello che fa l'amministrazione prenda in mano il telefono e vabbè. Ma ci sono anche diciamo, imprenditori che sono alte, lontani dai politici. Bisogna pure ammettere che non tutti gli imprenditori sono uguali, ci sono imprenditori che sono lontani dalla politica. Comunque mi piacerebbe anche a me che... No, vorrei capire quella volta come mai non c'è stato un dialogo, diciamo, diretto, diciamo, con l'allora sindaco, con l'allora... Naturalmente, siccome che io non sono un politico e sono un tecnico, direi neanche tecnico, ho imparato un mestiere. Siamo un imprenditore di successo, ecco, sicuramente siamo d'accordo su questo. Mandavo i tecnici a parlare di questi problemi. Non era il mio mestiere per approvare un progetto, mandavo gli ingegneri preposti per questo lavoro. Per guardare le sue carte, per la verità, io ho visto che sono stati molti rapporti, però quasi sempre
avete avuto un po' risposte picche anche perché volete fare una serra e là ci sono stati dei problemi. A parte dopo, quello che è successo dopo è veramente una cosa, guarda, da non immaginare neanche l'accanimento contro l'azienda, che sarebbe da scrivere un volume o fare una telenovela. Ma quando mandi i tecnici, che abbiamo interpellato anche le università, tutti i migliori ingegneri sul campo, e mandavo a discutere per questo progetto, per farlo anche che il comune stesso e i tecnici comunali potessero credere all'importanza di questo progetto. E lì non c'è stato niente da fare. Hanno perfino detto che devo portarlo nel deserto del Sahara o in India, perché quello è il suo posto di questo impianto. Allora cosa fai? Quando incominci a vedere sui giornali che ti buttano l'acqua, e questo è un ex sindaco che ha scritto queste cose in pubblico, in giornale, no. Invece lei il deserto non lo ha trovato, mi pare. Quindi, ha trovato invece proprio delle città che vi hanno ospitato. Come è andata la pratica, la burocrazia? come che è andata? Come sta andando con questo maglio, più grande maglio del mondo? Sta lavorando, che ce ne vorrebbe altri 3 adesso. Già nel giro di 2 anni che sta lavorando avrebbero bisogno di altri 3 impianti del genere, perché tutti corrono a accaparrarsi delle quote di prodotto. Gianni, se soltanto dicesse, guarda, io lo conosco adesso che è schietto, ma se soltanto dicesse il 50% della verità, a me mi girano le palle. Devo dirti una cosa riguardo sempre a questo maglio, a proposito, ripeto sempre perché ho seguito la vicenda dal punto di vista giornalistico, che qua oltretutto c'è stata anche una lungaggine burocratica, fra l'altro, no? Perché purtroppo siamo sempre in Italia e le cose bisogna farle con molta lentezza. Logicamente un imprenditore che ha un brevetto di questo genere, unico al mondo, non può stare lì alla finestra. Un investimento di 100 milioni di euro. Sì, e poi oltretutto dobbiamo tener conto che c'è la concorrenza, la quale concorrenza aveva già fiutato che c'era qualcosa che si stava muovendo. E poteva per cui essere... una settimana in più, un giorno in più può essere prezioso. Allora, detto questo, no, quando che lui si è accorto che, dimmi se sbaglio, no, è giusto. Quando si è accorto che purtroppo non si riusciva a venirne a capo, nel momento in cui, secondo l'amministrazione, si è venuti a capo con questa convenzione, ripeto, nella quale si chiedeva la firma prima di andare in consiglio comunale, cosa che invece non è prevista, ecco, lei è andato lì. In 6 mesi, lui ha avuto tutte quante le autorizzazioni possibili e immaginabili ed è nato anche il maglio. In 6 mesi questo. Ecco Sindaco, io credo che questa sia una nota molto importante, ma non per lei. Io credo per lei, ma anche per i politici ad alti livelli. Cioè, quando un'azienda del genere in Italia deve svolgere il proprio lavoro, la vocazione dell'azienda è quella di produrre e non chiacchiere soprattutto. Però è indubbio che qualche cosa nella macchina burocratica sia inceppata. Poi capisco che lei si deve ancora informare su cosa è successo, però io avessi avuto un'azienda importante del genere, dedico gran parte della mia vita perché so che sono un bene prezioso, ma non soltanto per la mia collettività, ma credo anche proprio per l'Italia, per il sistema paese, perché credo che paghi molte tasse anche. Guardi, quella convenzione di cui si parlava prima era frutto, perché questo è documentato, di una trattativa tra l'avvocato dell'azienda e quello del comune. Quindi non credo che sia una convenzione unilaterale, diciamo, sia stata ma come si fatta. può arrivare a c'è stato un parlare accordo, tra avvocati? Scusi, c'è stato un accordo fra 2 avvocati, certo. Questo l'ho trovato nei documenti dell'epoca, tra 2 avvocati che hanno concordato questa convenzione. Quindi non credo che sia stato un atto unilaterale vessatorio da parte del comune verso l'azienda. Ma sono tutte lungaggini che hanno portato ho capito, a questo. Guardi, qua, ripeto, sono d'accordo con il signor Biasion. Siamo di fronte a procedure che sono veramente farraginose e sono, in un certo senso, stanno aggravando, diciamo, una crisi che è già grave per se stessa. Possiamo discutere di tanti dettagli, ma la convenzione deve essere portata prima o dopo il Consiglio Comunale, ma è vero, una cosa è vera, che siamo arrivati a questa convenzione, si è arrivati all'epoca, dopo mesi e mesi, diciamo, di un percorso abbastanza farraginoso e abbastanza anche difficoltoso. Quindi posso capire che l'azienda e l'imprenditore dica basta, sono stufo, vado in un paese dove la burocrazia
mi consente in 15 giorni di fare E noi dobbiamo quello che faccio denunciare, qua. noi abbiamo l'obbligo di denunciare, cioè, perché nei telegiornali, non so se te capita, Certo. Però non possiamo dicono, dire... le aziende delocalizzano, azienda disgraziata, senza cuore, non ha il patriottismo nel sangue e delocalizzi, però questi sono i risultati. È vero o non è vero? Io mi viene in mente che, guardando nella loro filiera, però chiedo anche a lei, signor Francesco, che voi avete una filiera dove, mi sono permesso di dire, nel maiale non si butta proprio via niente, no? E voi avete trasmigrato la ruralità nell'azienda, riuscite addirittura ad avere un abbattimento quasi del 100% delle scorie, di quello che voi producete. E avete addirittura un esubero... non produciamo scorie. No, scorie, insomma, i triccioli di No, acciaio. perché questa amministrazione sì. mi ha denunciato perché facciamo scorie. Ah, ecco, non sono E scorie. questo mi ha offeso enormemente. Mi Scusi, dica. la mia amministrazione? No, o quella precedente, anche forse nella sua Vabbè, non lo amministrazione. Avete mandato ispezioni. Io perché... non volevo dirla scoria, vedi? Guardi, non la volevo sì, dire. sì. Guardi, Vabbè, comunque, No, no, Francesco, di recente non molto Francesco, lontano. avranno avuto un abbaglio come l'ho avuto. Sì, sì, io ho sì. detto scorie sbagliando. Sbagliando la gente. Ma perché non- inquinamento zero. non me Ecco. ne sono accorto perché respiravo aria normale, quindi vabbè. Ma detto questo, addirittura il polvuscolo di acciaio lo date per il cemento, per creare un cemento. Lo vendiamo Lo perché è ricercato E in come più materia prima. avete un problema che dovete anche stoccare il caldo. Certo. Cioè, la gente, signora Maria, glielo posso spiegare alla signora Maria, voi producete tanto calore, perché una fabbrica come la vostra, insomma, temperature altissime. Tutti gli impianti vanno raffreddati. Vanno raffreddati, quindi avete bisogno necessariamente di un laghetto che possa raffreddare. Certo. Io mi sono informato, in Svizzera ci sono aziende tipo la vostra che hanno fatto il teleriscaldamento. E ci sono delle cittadine che hanno gratis il teleriscaldamento, col teleriscaldamento usufruendo di queste aziende. Sì, È di vero? questo surplus di calore. Questo perché voi avete bisogno Certo. di disperderlo questo Certo, calore, e quindi certo. potrebbe essere anche un'azione sinergica per far risparmiare bollette. Tanto è vero che riscaldiamo i nostri ambienti, che sono circa 60.000 metri quadri. E non si può trovare un accordo. Li riscaldiamo e ne abbiamo degli esuberi enormi. Quanto vorrei che lo desse a me. Sindaco, questo potrebbe essere... Ho capito io che in Italia dobbiamo spendere perché, insomma, bisogna produrre, bisogna consumare, però io credo che il primo guadagno sia il risparmio, come dicevano i nostri vecchi, no? Questo potrebbe essere anche un'idea, una tele... È vero? Perché hai mai pensato? Ma è un'idea che è sicuramente anche innovativa e anche, diciamo, sicuramente interessante. Sì, tranne che in Svizzera mi pare che sia 20 anni che lo facciano. Sì. Beh, innovativa da noi, Io diciamo. per questo punto noi però. avevo chiesto a questa pubblica amministrazione, che sicuramente credo che ci sia stato questo sindaco, di fare una serra per proprio a riscaldare le verdure che volevamo produrre per la nostra mensa. Allora, la signora Maria sta facendo confusione. O questo è un fabbro o è un agricoltore. La spiego, posso spiegare? Allora, la vostra azienda, ce ne saranno anche tante altre, io ho visto la vostra. Allora, voi avete le anatre, avete dei maiali, avete un orto esagerato, un orto, si può dire qualcosa di esagerato, vi producete la verdura, vi producete il pane, avete una mensa che date su 3 turni, mi pare sui 1200 pasti in pratica al giorno. Perché avete 400 dipendenti. No, ma 400 pasti al giorno nei 3 turni. Quindi avete anche un ristorante che non è una mensa, perché io ci ho mangiato, grazie, non ho neanche pagato un tubo e si è mangiato da Dio, cioè nel senso come fosse un grande albergo. Quindi anche il rapporto con le vostre con la natura, è un bel rapporto. Poi dopo ci sarà anche là chi si lamenta, ma vabbè, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Però avete questo rapporto proprio rurale, di farvi tutto proprio. Ho capito perché si è fatto i soldi. Volevo aggiungere questa bellissima serra modernissima e ho fatto la richiesta di avere questa concessione e mi è stata immediatamente denegata. Da me sempre? No. Sì, credo dalla sua amministrazione, dicendo che non era il nostro mestiere, che noi non eravamo un'azienda agricola per fare serra, quindi da questo calore lo volevo immettere, che era gratis anche d'inverno, a fare delle verdure fresche per la mensa, per i miei operai. Mi hanno detto no, assolutamente.
Allora, credo che qua ci siano delle E qui cose. abbiamo documentazione, se vuole. Adesso la firma è sempre quella solita del stesso tecnico, e bisogna anche controllare se c'è anche la firma del sindaco. Non credo, ma non comunque credo. ma credo che sia il sindaco sia informato di queste cose. Guardi, io adesso in questa pratica della serra francamente non mi ricordo di averla mai vista. Comunque, se diciamo c'è una richiesta di fare una serra per cultura intensiva, diciamo, in una zona industriale o agricola, agricola, esatto, agricola, lì purtroppo torniamo al discorso di prima, ai lacci da sole che c'è nella burocrazia, nella legge urbanistica. Allora, o si va in deroga a quello che è, diciamo, la legge urbanistica del territorio, quindi non è. E qua credo che a volte io mi rendo conto che quando uno posso ha controbattere un'idea, posso controbattere no, questa, lei può, però ci credo tengo. che abbia ragione. No, vorrei finire un attimo, Italia vorrei finire il concetto. Massacra. Io la capisco, perché quando uno ha un'idea così illuminata, che per me è certo, una buonissima idea, e poi si trova davanti, diciamo, che c'è Sindaco, ma secondo una lei legge. non è illuminata l'Italia o gli assessori o i tecnici? Perché io credo che se un'idea è buona, è buona. È buona, Però in Italia quello che pare che sia buono poi dopo e diventa... deve essere realizzabile, secondo quello che sono le leggi urbanistiche del paese, giusto? Perché non possiamo Non credo inventarci che le sia leggi. l'unica serra di Mussolente questa, che avete dato la licenza edilizia per fare le serre. Non era l'unica. Allora, credo che a Mussolente ci sono parecchie serre, e questa sicuramente era più moderna di quelle altre. Di attività agricole, diciamo, che fanno per questa Perché la mia, con tutti quei animali, non è un'attività agricola quella? Guardi, adesso questo discorso della serra probabilmente è nato dal Evidentemente fatto si che ci cambia doveva essere forse destinazione. un'attività diciamo, prevalente che doveva fare questa attività. Siccome che io sono industriale, non posso essere un contadino. E dovrebbe aprire Allora, forse una fattoria. Non penso Non che... lo so, non È vero, capisco. no, però è vero che già fattoria stride, quella però lì. stride in qualche maniera questa doppia veste, perché poi dopo è sempre il discorso, Gianni, che ma lì- non riusciamo a capire in Italia Lì quali sono i valori. Lì purtroppo c'è questo nodo veramente terribile Burocratico. della burocrazia, per cui dopo anche lì certe volte il sindaco penso mi dia ragione, Il buon a proposito di tecnici ci vuole anche una certa elasticità mentale, perché sappiamo tranquillamente che le leggi sono fatte, però c'è la possibilità di poter trovare la scappatoia. Sì. Là Può essere che bisogna si vedere, dica, io non sto accusando nessuno, ci tipo mancherebbe. antitrust, non mi faccia Però, anche viva Dio, l'agricoltore insomma. che vai a fare competitor con qualcuno che lo fa di mestiere. Ma qua forse entra la legge del buonsenso del padre di famiglia, che Esatto, dice, insomma, lo facciamo cioè, per dire, noi. Bisogna anche Quindi- cercare di capire un attimino quali sono le finalità. Ma qua, Secondo Sindaco, me, credo no? che non sia una Penso questione si riesca che in lei qualche contro modo- Bifrangi Lì sono o Bifrangi molto contro il troppo- comune. Credo che ci sia la legge del buonsenso che manchi a tutti i livelli. Poi capiamo il perché le aziende vanno all'estero, perché forse all'estero riescono forse a mettere in pratica meno burocrazia e lasciando più spazio, libertà più e spazio, spazio più spazio. a quelli che intraprendono. Perché mi viene in mente una cosa, cioè se qua parliamo di una società, di un'entità, con un titolare solo, quindi non parliamo di una società per azioni che è quotata in borsa, ma che da sola ha creato tutti questi posti di lavoro che potrebbe incrementarne il doppio, e che io là non mi capacito a capire il perché non si debba queste aziende tutti in coro promuoverle, perché se no non avrebbe neanche senso questa azienda, perché se dobbiamo parlare delle cose che fanno piacere agli altri, allora possiamo parlare, invitare il sindaco che faccia bella figura, ma sono tutte finte, lo sanno. Lei sta facendo bellissima figura qua perché non ha chiesto niente, non si è preparato, non sapeva niente di cosa le chiedevo io, quindi questo le fa onore e glielo faccio con i miei più cari complimenti, perché non si è preparato nulla. Non ha fatto bella figura lei, non l'ho fatta io, non l'ha fatta nessuno, però la bella figura non l'ha fatta neanche il Paese Italia, perché nel senso, se un imprenditore mi può garantire 1000 posti di lavoro, io credo che qua debba entrare in un sistema, in una filiera, il buon senso. Sì, ma Non purtroppo- buttare via proprio il buon senso. Purtroppo ti dico, ecco, tornando sempre al discorso di questa Italia che non agevola, anzi penalizza, c'è il discorso che il procuratore Biasion mi ha fatto vedere delle richieste da parte della Repubblica Ceca e di altre nazioni, richieste da parte di politici di spostare, cioè di delocalizzare o di aprire un'azienda loro. Oltre a questa richiesta,
tutte quante le agevolazioni che queste, Certo, queste aziende, queste nazioni avrebbero, cioè voglio dire, ma dopo non possiamo lamentarci se la gente scappa. E questo bisogna Non capire. possiamo Mi pare che questo lamentarci. fosse anche 20 anni fa, se lei avesse voluto andare a fare business, lo avrebbe fatto tranquillamente, forse oggi sarebbe un amministratore delegato. Forse ho sbagliato a non andare via prima, perché adesso questo impianto che non l'abbiamo neanche menzionato, che stiamo portandolo su a Lincoln in Inghilterra, sarà anche quello, non parliamo più del Maglio, adesso ci sarà questo investimento della Bifrangi UK che farà un più di un raddoppio per questo nuovo impianto di altissima tecnologia. Lei voleva comprare 7 aziende qua. Da solo, non ha avuto gli aiuti perché insomma era un'impresa veramente epica e quindi, però ne ha portate a casa 2 e là cosa le hanno detto? Là hanno detto che sono tutte le porte aperte per fare qualsiasi cosa che abbiamo bisogno. Che Avete fatto vedere un progetto. Che possiamo costruire come vogliamo noi, che è compatibile ai loro piani regolatori, che non c'è nessuna cosa, non devono chiedere in deroga qualcosa, non c'è niente da chiedere, è già tutto che può essere fatto e siamo dentro in una città, non dentro in un piccolo comune di 6-7 mila abitanti. Lì siamo su una città di 50-100 mila abitanti e lì proprio a ridosso della città, proprio dentro, nel centro della città. E lì hanno detto che posso fare quello che voglio. Vi hanno chiesto però quanti dipendenti potevate assumere? Ma non più di tanto. Loro interessa che faccia questo investimento così importante perché porterà veramente l'innovazione del stampaggio a caldo in Inghilterra e quindi sarà un biglietto da visita per tutto il loro paese. Quello che sta dicendo il signor Desio è la verità, purtroppo. Poi dopo capisco che, sindaco, mi trovo anche un po' nei suoi panni. A me girerebbero a 1000, perché girano a me perché voglio dire, una benedizione arriva dal cielo, insomma, gli altri sfruttano ancora una volta l'Italia, perché se l'Italia diventa più povera, evidentemente le aziende vanno là e rendono più povera l'Italia, perché poi dopo le circostanze sono queste, non è che sono altre. E quindi penso che sia un po' attapirato. Posso solo fare un appello, signor Biasino. Siccome nella mia amministrazione, diciamo, durante questi 2 anni di amministrazione, non ho ancora avuto l'onore di ricevere una proposta, diciamo, di ampliamento o altro nell'azienda del signor Biasino, posso chiedere umilmente, ci metta alla prova, vediamo se stavolta falliamo, diciamo. Insomma, guarda, siamo imperdonabili sul serio. No, beh, ma guarda, sindaco, io le dico una cosa. Con questa amministrazione sicuramente no, assolutamente no. Vabbè, ma diciamo, qua bisogna anche aprire una cosa. Ma neanche non ho più, no, ma a parte l'amministrazione, perché ultimamente ci sono appiccicati perfino su una frana, denunce penali, vigili che vanno e vengono, stanno fuori dei cancelli con i binocoli, ma può essere che lei sappia o non sappia queste ma cose. c'è una grande apertura. Non le sa o le sa? Quella frana di cui Parliamo di parliamo questa adesso. frana, chiariamo. Quella frana di cui parliamo adesso, altro che un'opera di sbancamento, dove bastava Cosa fare... sta dicendo adesso? No, quello gli scavi, Ma bastava stia fare attento, bastava fare una non via, stia o no? adesso dire delle cretinate, perché No. qui mi fa arrabbiare. Degli scavi. Se quando Degli vado da un giudice e se dice voi fate una denuncia penale addirittura e dopo lui dopo qualche giorno dice che il fatto non sussiste, cosa avete fatto allora? Allora è stata fatta una segnalazione in procura per le opere di scavi che non esistevano scavi come dicete. Tant'è vero, mi pare che poi dopo abbiamo... E tutto questa è una montatura, mi dispiace, perché se no un giudice non fa dopo che il fatto non sussiste. mi spiace di questo, ma allora lei dice che il è giudice stato un incidente. Francesco, È stato un incidente di percorso. mi spiace, ma no, perché è uno però non dei vorrei, tanti, sì, però è uno dei Francesco, tanti. ma c'era una il ruspa che fatto- stava lavorando sì, in sì, Marina. ma- C'era una ruspa che lavorava scusi, in Marina. sindaco, Ma sindaco. perché non ha mai visto una ruspa Francesco, un attimo, se no Lei è la prima volta siamo che proprio in vede una chiusura, se no ruspa ci sul campo. sfumano. Allora, Sindaco, un aratro è o un una, trattore questa è una in campo. diatriba che non riguarda noi vorremmo parlare di altro. A me piacerebbe
ma che sia un'opera edilizia come sta dicendo ma lui. sì, sono d'accordo, ma No, questa è una cosa che... Non parlo di opere edilizie. Allora, non era un'opera signor edilizia, Biasion, avete scritto che era un'opera contenetevi un edilizia attimo, nelle per carte. cortesia, se no devo veramente chiudere. Allora, abbiamo io vorrei riscritto. che questa trasmissione non prendesse questo tipo di No, ma perché di quando- sistemazione. Queste sono cose che poi dovete sto per la guardarvi. verità, questo è il problema. Però lui ha aperto una porta e questo credo che sia fondamentale. Una porta aperta da un sindaco, insomma, ha la sua valenza e noi siamo contenti che in questa trasmissione siamo riusciti in Parlamento perlomeno a far ragionare, a capire determinate funzioni. Il signor sindaco ha aperto una porta, poi dopo sta a lei, poi dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Però il fatto certo che sia che se ci un'apertura troviamo, è molto importante, certo, se ci troviamo sicuramente, a parlare tra persone civili, voglio dire, se l'ha aperta, insomma, lei poi faccia quello che vuole, però potrebbe essere un bel segnale di non riappacificazione, ma di chiarimento, che può darsi, credo che poi Sì. forse il sindaco sappia e non sappia. Il insomma. sindaco dice anche C'è gente qua che prende mette alla prova, cioè, voglio dire, sì, infatti, anche mette perché c'è- bisogna lasciare, perché qua c'è gente che prende le case su insaputa e le compra. Possiamo anche pensare che il sindaco tutto lo sappia. Posso aggiungere un Basta che aneddoto? sia rilassante. Sì, ma molto rilassato. Sono stati lì 2 giorni, 10 tra vigili messi operai del comune, 2 giorni dentro in azienda per piantare picchetti e sequestro penale di una parte dell'area. Che vi hanno restituito però subito dopo. Che dopo naturalmente il giudice ha detto che il fatto non Va bene, sussiste. però, no, ma, questo l'abbiamo capito. Spiego, questo grande, Ma lui sicuramente lo sa. grande tecnico che è un ufficiale pubblico che hanno, le ho detto alla sera, dopo tutti i giorni che erano lì, io non mi sono mai presentato, le ho detto, ma cosa state facendo? Non vi vergognate? E questo tecnico fa da qui e là, che ero in compagnia con mio figlio, mi fa, ma chi sei tu? Non te conosco neanche. Perché Ma lei... a casa mia. No, ma perché lei sbaglia. Lei sbaglia. Era a casa mia. Lei sbaglia, caro signor Biasion, perché Questo è il loro tecnico, capisce? Sindaco, dobbiamo spezzare una lancia a favore del suo tecnico, perché il signor Biasion è capitato una cosa analoga, poi chiudiamo la trasmissione, perché mi pare che era venuto da voi un grande manager in giacca e cravatta, come di solito succede, e lei lo ha ricevuto sporco d'olio, e questo pensava che lei fosse l'ultimo degli arrivati. Allora, non se la prenda soltanto con gli ufficiali, e mi pare che lei, quest'uomo, abbia detto, ma chi è questo qua, sto operaiaccio che sbraita e rompe le balle, e poi ha detto lei fuori. No, non avevo sbraitato. No, cosa aveva detto? Avevo detto, non vi vergognate, solo a bassa voce anche tra l'altro. E lui mi risponde, chi sei tu? Non te conosco neanche. A casa mia. Il tecnico. Un tecnico. Il tecnico. Incredibile. No, perché è entrato con l'abuso di potere, tra l'altro, senza avere un mandato. Signor Questo Biasion, e dopo mi dice cosa sei tu? Lei mi deve fare una cortesia. Dove devo usare? Lei domani, lei da domani deve cominciare a mettere. Signor Francesco Biasion, attenzione, lei da domani deve cambiare atteggiamento, deve andare in fabbrica con una Bentley, farsi aprire, penso se lo possa permettere, e fare il vero padrone, cioè quello là che almeno uno lo identifica, perché sennò anche io faccio fatica a capire che lei è un imprenditore che ha migliaia di posti di lavoro sotto di lei, cioè ci aiuti anche a comprendere, perché purtroppo... Perché con la tuta non sono no, accettato. perché l'abito fa il monaco, è vero sindaco? Beh, intanto siamo proprio in chiusura, io ringrazio lei signor sindaco e spero che Francesco Biasion abbia capito che si possa dialogare come lei ha fatto questa apertura, a meno che questa trasmissione serva a qualcosa, insomma, che non serva soltanto mettere uno contro l'altro, non si va da nessuna parte. Signor Biasion, come si dice, lei provi a passarci sopra e provi a vedere cosa si può fare, ma non per il bene, credo, soltanto di Mussolente, ma credo che per il bene dell'umanità, perché se lei funziona, l'amministrazione funziona, credo che si può anche cominciare a pensare a un patto di stabilità diverso, che sia un patto di stabilità tra azienda e pubblico, perché poi dopo se no non si va da nessuna parte, Gianni, vero? Guarda, questa apertura qua, ripeto, è interessante. molto importante. Ecco, questo è un servizio pubblico, esatto, che si diceva, vero? Esatto, molto importante. Anche questo dialogo che c'è stato questa sera, può essere con sono quelle cose importantissime che possono dare un risultato Gianni, mi lasci positivo. 2 minuti della mia trasmissione per concedermi una domanda che io ho nel cuore. Adesso si sono messi d'accordo, sono belli rilassati. Quanto manca a Bassano del Grappa a 6 giorni? Quella purtroppo, quella manca Questo moltissimo. ciclismo Quella a manca Bassano. moltissimo. In effetti sono stati momenti che abbiamo vissuto assieme, molto pregnanti,
sia sotto l'aspetto agonistico, ma anche proprio sotto l'aspetto ludico. È vero o non anche è vero di che Bassano era fratellanza. ricordata sì per il ponte degli Alpini, ma poi a un certo punto la Bassano era la 6 giorni di Bassano. E poi i mondiali, mondiali, parliamo certo. dei mondiali dopo. Insomma. Beh, chiudiamo questa pagina bella di Amarcord, Sì, dai. anche perché so che anche lei è appassionato di ciclismo, anche lei. È un Non grande sembra, ciclista. ma lo sono. Sa che non Sono 3 ciclisti non qua. sembra neanche io, però voi avete la patria di Sella, perché Sella so che abita a Mussolente, e ci auguriamo che possa essere un buon corridore per il suo futuro e che ci possa dare grandi soddisfazioni. Abbiamo chiuso questa con una chiosa un po' rilassante, grazie al signor Chemello Maurizio, sindaco di Mussolente. Francesco Biesion, lei da domani io vengo in fabbrica, la voglio vedere giacca e cravatta con la Bentley, grazie Gianni Celi. Ciao, E l'appuntamento grazie, è per giovedì, per chi avesse il piacere di seguirci alle 20:30 con la nostra trasmissione Scratch, trasmissione chiaramente dedicata al ciclismo, e poi lunedì prossimo parleremo di ruralità. Buonanotte a tutti.